Vieni Mimì, oggi presentiamo noi, dai! Ma sì Paolotto, dai! Allora, benvenuti bambini alla nostra 11ª puntata! Oggi parliamo di... Ehi ragazzi, ma cosa state facendo? Via, 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 via! Questi Mimì e Paolotto, sempre che cercano di rubare il mio posto. Ma perché non vuoi? Perché sono veramente dei gran pasticcioni e non mi fido molto. Ti ricordi quella volta giù in cantina avevano buttato tutta la marmellata? L'altra volta continuavano a litigare. Insomma, mi fido poco, ecco. Potresti dargli una seconda opportunità. Dite, gli diamo un'altra seconda possibilità? Va bene, dai, Mimì Paolotto, scusate se vi ho mandato via così in malo modo. Va bene, avete già detto che è l'11ª puntata, oggi parleremo della fiducia, allora voglio proprio darvi fiducia. Venite qui e presentate voi la prossima scena, dai. Wow, grazie Elena, grazie che ti fidi di nuovo di noi. È vero, siamo dei gran pasticcioni. Dai, ma ci mettiamo il cuore! E allora, diamoci dentro. È con gioia che oggi vi presentiamo... Un episodio successo a casa di Giada e Matteo! Buona visione! Ciao Giada! Ciao Matteo! Ho un regalo per te, Giada! Veramente? Sì, girati che ti faccio una sorpresa! Ok. Posso girarmi adesso? Sì. Ah, che schifo! Via, un serpente! Via anche tu, brutto imbroglione! Qualche giorno dopo... Ciao Giada! Ciao Matteo! Giada, ho un regalo per te! No, io non mi fido più di te! No, dai, ti prego! Fidati! Ok. Posso girarmi? Sì! Wow! Che bel fiore! Ho fatto bene a fidarmi ancora di te! Povera Giada, che brutto scherzo che gli ha tirato questo Matteo. Meno male poi la storia è finita bene, vero? Però è proprio così, a volte perdiamo la fiducia nelle persone più care, nei nostri amici, nei nostri parenti, perché a volte le persone deludono. Però c'è una persona che non delude mai. Avete già capito chi è, vero bambini? È Dio, il nostro Signore. Lui non ci deluderà mai e noi possiamo porre fiducia in Lui sia quando ci chiede delle cose facili, sia quando ci chiede delle cose difficili. Adesso questa cosa ce la vuole spiegare Letizia con un esperimento. Alcune cose che Dio ci chiede di fare possono sembrare semplici, come ad esempio mettere l'acqua dentro questo sacchetto. Chi non lo saprebbe fare? È molto semplice, veloce e insomma, ci possiamo riuscire tutti. Altri invece possono sembrare strane, scioccanti. Per esempio, se Dio mi chiedesse un giorno: ora col tuo sacchetto pieno d'acqua, fai un buco con questa matita, io penserei che sarebbe molto strano. Ma se mi fido di Lui, sono certa che si può fare. Visto? Non è successo niente, come potete vedere. Dio sa già quello che succederà e non ci farà mai fare qualcosa che noi non riusciamo a fare, ma solo perché Lui sa già cosa succederà. Visto? Ciao! Quando Dio ci chiede qualcosa è proprio così, Lui sa già cosa succederà, come ha appena detto Letizia, ma Lui ci chiede le cose perché vuole che noi impariamo a fidarci di Lui, sia delle cose semplici che delle cose difficili, dobbiamo dimostrare di avere fiducia. Ed è proprio questa la lezione che è anche racchiusa nella storia che adesso ci racconta Francesco con l'aiuto dei disegni di Sara. Ascoltiamola insieme e attenti, dopo voglio farvi una domanda. Ciao bambini! Oggi vi voglio raccontare una storia della Bibbia che racconta di un uomo che si chiamava Naaman. Naaman era un generale dello stato della Siria, che in quel momento erano i nemici giurati di Israele. Quell'uomo però, così importante, aveva un problema, aveva una bruttissima malattia che si chiama lebbra. Capirete bene, bambini, che Naaman era molto triste per questa situazione, perché non esisteva una cura per quella malattia. Quella malattia, dovete capire, iniziava rovinando la pelle e poi si propagava su tutto il corpo. Non si guariva e alla fine addirittura sarebbe morto. Quindi aveva bisogno di aiuto. Ora a casa sua c'era una bambina che era schiava e lavorava per lui.
Lei conosceva qualcuno che avrebbe potuto aiutarlo, ma c'era un problema. Naaman era un nemico del popolo di quella bambina. Poco tempo prima, infatti, Naaman aveva guidato un esercito contro Israele, il paese da dove lei veniva, e l'aveva portata via per portarla in Siria e farla schiava. Ma lei aveva perdonato Naaman. Infatti chiamò la sua padrona e gli disse: «Voglio che Naaman stia meglio. In Israele c'è un uomo che si chiama Eliseo e sicuramente lo può guarire». «Andrò da lui», disse Naaman, caricando il suo carro e indossando la sua armatura più bella. «Ma non andrò direttamente da Eliseo. Andrò al palazzo reale, perché è lì dove vanno le persone importanti come me per farsi guarire». Così corse verso Israele e andò direttamente dal re. Il re gli disse: «Io posso fare tante cose, ma solo Dio può guarire». E proprio in quel momento arrivò un messaggio da Eliseo che diceva: «Manda qui da me Naaman». Così Naaman andò subito di corsa da Eliseo. Ma pensate, quando arrivò là, Eliseo non uscì neanche di casa a salutarlo, anzi mandò il suo servo. «Ma Eliseo non si rende conto di chi sono io?» pensò Naaman. Poi quello che il servo gli disse lo fece infuriare ancora di più. Gli disse infatti: «Immergiti 7 volte nel fiume». «Lavarmi?» Naaman rise. «In quel fiume melmoso e puzzolente?» Cercò di capire se era uno scherzo, ma non lo era. Naaman pensò: «Chiunque può lavarsi in un fiume, e in Siria abbiamo fiumi molto più belli, molto più grandi e molto più puliti di questi. Io sono Naaman, sono importante, farò qualcosa di importante, così Dio mi guarirà». Quello che Naaman non capiva però è che l'unica cosa che doveva fare era fidarsi di Dio. Dio sapeva che Naaman era più malato dentro che fuori. Naaman era orgoglioso e pensava di non aver bisogno di Dio. Il suo cuore non era per niente a posto. Era come se anche il suo cuore avesse la lebbra. Così Dio non gli stava solo guarendo la pelle, ma anche il suo orgoglio. Alla fine Naaman accettò di gettarsi nel fiume e non si buttò solo una volta, si buttò 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte si buttò nel fiume. E alla 7ª volta uscì dal fiume e la sua pelle era liscia come quella di un bebè. Alla fine Naaman voleva pagare Eliseo, ma Eliseo subito gli disse: «Dio ti ha guarito, non io. Non devi pagarmi, è tutto gratis». Ecco quindi come fu guarito un uomo molto malato, grazie a una bambina schiava che lo aveva perdonato e a un atto di fiducia nei confronti di Dio. Avete visto, bambini? Naaman all'inizio non aveva molta fiducia nei metodi di Eliseo, ma poi si è fidato e ha fatto quello che gli ha detto. Così anche noi tante volte ci sembra strano che Dio ci chieda delle cose, magari non ci fidiamo tanto, ma dobbiamo fare come Naaman, dobbiamo fidarci di Lui e fare quello che Lui ci dice. Ciao! Allora, avete ascoltato bene la storia? Adesso vi faccio la domanda e vi do 3 risposte. Vediamo se indovinate qual è quella giusta. Perché Dio ha chiesto a Naaman di tuffarsi 7 volte nel fiume Giordano? 1. Perché Naaman era puzzolente e sporco e doveva lavarsi. 2. Perché il fiume Giordano, si sa, è il fiume più pulito e più bello di tutto il mondo. Oppure 3. Perché voleva che Naaman dimostrasse di avere fiducia in lui. Avete detto 3? Risposta esatta! Bravissimi! Anche oggi la cara Benedetta ha preparato per noi un lavoretto. Costruiremo insieme un bicchierino. Noi l'abbiamo fatto qua di carta azzurra con, non so se si vede, dei pesciolini disegnati sopra, come a rappresentare il fiume Giordano. E poi abbiamo messo un filo e una perlina, eccola qua. Da un lato ho fatto un disegno di una faccia triste, facciamo finta che questo è Naaman prima di tuffarsi nel fiume quando era malato. Poi dopo faremo il gioco, Elia vi spiegherà come funziona, e quando Naaman cade dentro al fiume, si tuffa,
Dopo, ecco qua, abbiamo disegnato una faccia felice dall'altro lato della perlina, perché poi era contenta di essere guariti. Allora, guardiamo insieme prima Elia che ci spiega come funziona il nostro gioco e poi Benedetta che ci spiega come costruirlo. Oggi impareremo come si usa questo gioco. Ecco. Piegate un angolo del vostro foglio fino all'altro lato e ripassate bene la piegatura. Tagliate via l'eccesso e toglietelo, non ci servirà. Girate il triangolo e piegate un angolo fino all'altro lato. Ripetete lo stesso passaggio con l'altro angolo. Ora piegate una delle due alette che si sono formate in cima da un lato e l'altra dall'altro. Dovrebbe sembrare una specie di bicchiere. Attenzione, per renderlo più robusto potete incollare le due alette al corpo del bicchiere. Ora, con una foratrice, fate un buco su un angolo. Adesso ci serviranno delle perline oppure dei bottoni e un pezzo di filo. Tagliate un pezzo di filo o spago e infilatelo nel buco e legate. Ora infilate l'altra estremità nel buco della perlina oppure del bottone. Se non vi riesce facile, fatevi aiutare da un adulto. Legate stretto il filo e abbiamo finito! Ora spazio alla fantasia. Con pennarelli colorati decorate come volete il vostro piccolo bicchiere. Un prato fiorito, un cuore, un mare, quello che volete. Perfetto, ciao! Ciao bambini! Per oggi abbiamo finito! Manca ancora la canzone dei Puppets. Ciao! Quanto bello sei tu Gesù, le tue parole, il tuo amore, quanto glorioso sei tu Gesù, il tuo potere fu la tua croce. Bello sei tu Gesù, le tue parole, il tuo amore, quanto glorioso sei tu Gesù, il tuo potere fu la tua croce, quello che mi salvò, mi riscattò. Gloria a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria a te Gesù. Quanto bello sei tu Gesù, le tue parole,
diventasti re per sempre. Con una corona di spine diventasti re per sempre. Con una corona di spine diventasti re per sempre. Con una corona di spine diventasti re per sempre. Quello che mi salvò, mi riscattò,